Carlo, ma guarda quella ragazza che sta cucinando nella casa di fronte. Guarda come taglia le zucchine. E i peperoni. E guarda come taglia le patate a ventaglio. Ma che bella ratatouille che ha preparato. Senti, ma è un tocco di carne, niente? No, è quello che le chiederemo adesso. Chiara! Ha detto che adesso arriva. Benissimo. Amici, siamo a Bifore Verdi, Uno spazio dedicato al grande tema della sostenibilità e del green. che non è un grande cantante al green, ma il grande tema del futuro. Io sono Carlo. E io sono Giorgio. Insieme conosciuti, ma meglio sconosciuti come Carlo e Giorgio. In ogni puntata incontreremo youtubers, cantanti, influencers, bloggers. E sonderemo se i nostri ospiti sono sensibili alla tematica del green. E inoltre, amici, ricordate il nostro contest, In ogni puntata impalio una bellissima t-shirt dell'azienda Soul Waves. che si può vincere come? Seguendo a fine puntata il nostro profilo Instagram, Carlo e Giorgio, e il profilo Instagram di Cube Radio. Ad ogni puntata un quiz differente. Ma è tempo di aprire le nostre finestre, anzi da buoni veneziani, le nostre bifore e accogliere l'ospite di oggi. Sì, lei è una scrittrice ed una blogger, anzi una food blogger. Ma soprattutto una chef esperta di cucina vegetariana e vegana. Per cui è con un immenso piacere che oggi ospitiamo qui a Bifore Verdi Chiara Canzian. Benvenuta Chiara. Ciao, buongiorno. Benvenuta a Bifore Verdi. Senti, Grazie. innanzitutto complimenti per il tuo blog, innanzitutto Radici, che è pieno di ricette e di piatti sfiziosi e si vede proprio la tua passione su questo, no? Che diciamo è il tuo regno, no? Cosa ci dici? Assolutamente, sì, è da ormai diversi anni che mi occupo di cucina green, vegetariana, vegana e sana ovviamente, ma la cosa più importante per me è che sia saporita e gustosa, perché sono una grande amante della tavola e quindi è una componente che non può mai mancare nei miei piatti. Infatti abbiamo alcune domande proprio su questo. Sì, ma tra l'altro, oltre a un sacco di ricette bellissime, buonissime, ci sono anche un sacco di consigli. Tu sai per esempio come si capisce se un uovo è fresco? No. Allora vai sul blog di Chiara e lo scopri. Tu lo sai come si tolgono le farfalline dalla dispensa? No. Tu vai sul blog e lo scopri, hai capito? Bravo, mi trovo preparato. E no, sei preparato perché sono i dettagli, come nel tuo caso, che fanno la differenza. E allora abbiamo pensato, ma perché oggi Chiara, no, raccontandoci un po' di sé, anche non ci dà una ricetta così in diretta che cerchiamo di fare un po' insieme? Oggi quindi a Bifore Verdi con Chiara Canzian prepariamo Le polpette di ceci e stracchino. Bene. Allora, adesso noi chiaramente cercheremo di prendere appunti. Per fare le polpette di ceci e stracchino servono... Vado a leggere. Allora, 240 grammi di ceci cotti, quindi potete utilizzare quelli già precotti oppure lessarveli voi, che è meglio. 60 grammi di stracchino, 50 grammi di pane integrale, 20 grammi di grana grattugiato, 60 grammi di pan grattato, 2 cucchiai di passata di pomodoro, ma sono facoltativi, un pochino di origano o di erbette aromatiche varie, quelle che avete in terrazzo o in giardino, e un pizzico di sale e pepe. Ecco. Scusami, ma carne niente. Ma se è una ricetta vegetariana, scusa. Ma chiedo, scusa, ma ignorante, chiedo, neanche pesce, una scatoletta di tonno, niente. Niente, se è vegetariana. Non ti servirà, non ti mancherà in questa ricetta. Hai visto? E infatti, Chiara, scusaci, il fatto che questo è uno spazio dedicato al green e alla sostenibilità, ma condotto da due personaggi che insomma si affacciano per la prima volta su questo mondo, hai capito? E quindi noi ci aspettiamo che l'ospite ci illumini ogni volta un pochino in questo campo. Esatto. Peraltro, Chiara, abbiamo visto che ad ogni ricetta tu abbini anche una canzone, quindi nel nostro caso che canzone abbineresti? Oh mamma! Ma quella che al di là di quella che hai scelto tu, ma no, guardando noi cosa ti viene in mente? Niente, senza colonna sonora. Canzone dei Simon and Garfunkel, visto che sono in The sound of Silence. Allora, per esempio, oggi con te parliamo di cucina vegetariana e vegana. E allora noi però appunto non siamo né l'uno né l'altro. Allora la domanda che ti facciamo è: perché e come dovremmo o potremmo diventarlo?
Allora, innanzitutto secondo me non dovreste diventarlo qualora non lo vogliate, nel senso che la cosa più importante è che una persona si ascolti e segua quella che è la sua indole e ciò che il corpo gli comunica. Quindi io nello specifico mi sento bene ad avere questo tipo di alimentazione, però per esempio mio marito è onnivoro. A casa mangia quello che cucino io, però ogni tanto quando esce può mangiare quello che vuole. No, ma infatti, scusami Chiara, sfattiamo, siccome prima hai detto appunto, accennando alla ricetta delle polpette di ceci, appunto, sfattiamo questo luogo comune, perché un piatto vegetariano dovrebbe essere meno saporito o meno gustoso di un altro piatto? Ma non lo è assolutamente, ma nel senso la nostra cucina italiana vede le sue radici in piatti per lo più vegetariani o vegani, non chissà perché o per quale etica, semplicemente perché un tempo non c'erano i soldi e le disponibilità per mangiare carne tutti i giorni, ma era una cosa una volta al mese, la festa, eccetera, eccetera. Quindi i nostri nonni fondamentalmente mangiavano senza carne o pesce e stavano benissimo e mangiavano piatti super saporiti, tant'è che per esempio la pasta e fagioli è un piatto completo, vegano, delizioso della nostra terra, che mi sento di dire possa essere considerato tra i più buoni e quando lo si mangia certamente non si sente la mancanza della carne, no? Mentre parlavi hai citato una parola che proprio ha illuminato la lampadina e tra appunto il nome del tuo blog e il titolo del tuo romanzo ci sembra di capire che una radici è una parola importantissima per te. Assolutamente, ma sotto tutte le declinazioni, nel senso sia quella di essere radicata a quella che è la tradizione, di ricercare nelle origini della cucina italiana lo spunto per poi evolvere nuovi piatti, sia per quanto riguarda il dialetto veneto, radici è il plurale di radicchio. Ma vedi che io l'avevo detto ieri, preparando questo incontro. Perché chiaramente noi abbiamo pensato poi al raffano, ai ravanelli e via, ma abbiamo pensato anche da uomini degli anni '80 anche lo sceneggiato Radici, però effettivamente è così. Senti, ma continuando un attimo, accennando alla ricetta delle polpette, proprio noi prendiamo i ceci e li frulliamo? E dopo averli lessati, sì. Dopo li lessati. Li mettete in un frullatore abbastanza potente, un mixer da cucina, assieme alla passata di pomodoro, a un pochino d'acqua e si inizia a frullare bene. Dopodiché si aggiunge il pane integrale fatto prima ammollare o nell'acqua o nel latte vegetale o anche il latte normale, insomma come preferite. Poi si mette un po' di sale e un po' di pepe, si aggiunge lo stracchino, il grana, il pangrattato e si frulla tutto, quindi è una ricetta veramente super semplice. Abbiamo già la collina in bocca. Potremmo riuscire a farla anche noi. Senti, una piccola curiosità, nel romanzo Radici, che la protagonista Camilla, no, si chiama Camilla, e ci trova le radici nel sud-est asiatico, ma c'è qualcosa di te, un po' di Chiara o no? Sicuramente Camilla è il mio secondo nome. Il romanzo è scritto a 4 mani con mio marito. Lui ha scritto o a 2 mestoli ha scritto. Lui ha scritto il romanzo in quanto appunto è scrittore, si è occupato di tutta la parte narrativa. Invece io mi sono occupata solo ed esclusivamente delle ricette perché questo so fare. A scrivere è molto più bravo lui e quindi ha fatto il romanzo sicuramente partendo da un tratto biografico per quanto riguarda me e la mia storia, ma poi, come è bello che sia, il personaggio prende vita e assume delle caratteristiche sue e quindi Camilla è diventata una terza persona, non sono più... È vero, quando si crea un personaggio nell'arte poi prende una vita propria, no? Anche se appunto c'è una radice importante e profonda. Esatto. Senti, oggi sei ospite a Bifore Verdi che si occupa appunto di sostenibilità, dell'ambiente e tutto, ma la domanda è: essere vegetariani e vegani, secondo te, vuol dire automaticamente anche essere rispettosi dell'ambiente e sostenibili?
Sicuramente di più rispetto a non esserlo, nel senso che nel momento in cui uno fa una scelta vegetariana o ancora meglio vegana, la sua impronta nel mondo è molto più leggera, perché per quanto riguarda per esempio l'utilizzo dell'acqua, per produrre 1 chilo di legumi ci vuole 1/10 dell'acqua che si utilizza per produrre 1 chilo di carne, per esempio. Poi c'è chi potrà dire, però per le coltivazioni di cereali e vegetali si impoverisce il terreno. Da un lato sì, dall'altro bisogna valutare e pensare che più del 70% delle coltivazioni di cereali sono utilizzate per sfamare gli animali da allevamento e quindi da macello. Sicché se si diminuisse l'utilizzo e lo sfruttamento degli animali e gli allevamenti intensivi, conseguentemente si andrebbe a migliorare un sacco anche la questione del terreno impoverito. Senti Chiara, prima di salutarci, a proposito di questo, insomma, noi chiediamo sempre ai nostri ospiti se c'è un piccolo gesto, una piccola cosa dalla quale partire che tutti possiamo fare per essere un po' più sostenibili, insomma, e per l'ambiente. Io dico sempre che, appunto, come dicevo all'inizio, uno deve sentirsi libero e ascoltarsi, ma se già solo potesse mangiare magari senza l'utilizzo di animali o derivati una volta a settimana sarebbe un gran passo avanti. Poi sono certa che scoprirebbe dei sapori nuovi e avvolgenti, molto piacevoli, e quindi magari potrebbe aumentare anche a 2-3 giorni a settimana. Infatti, allora noi abbiamo più o meno completato, abbiamo preso gli appunti per questa ricetta, diciamo già fantastica, delle polpette di ceci e stracchino. Noi proveremo a casa a farle e magari ti mandiamo un messaggio e pubblicheremo sui social ai nostri followers il risultato. Esatto. Volentieri. In ogni caso, se avete dei dubbi, amici, adesso prima di salutare Chiara, andate a vedere il suo blog che è davvero straordinario. Esatto, e ne vale esatto. In qualsiasi parte voi leggiate da Google vi salta fuori Chiara Canzian, cliccate, andate a vedere perché dice un sacco di cose interessanti, racconta delle ricette, dei consigli buonissimi. Buonissime. Per cui, anzi, aggiungiamo, non bisogna essere necessariamente vegetariani o vegani, ma fare un piccolo passo verso un mondo che magari non conosciamo e che può essere molto interessante e regalarci qualcosa di davvero importante. Mamma mia, che serio! No, ci sta, è vero. No? E io non sono né vegano né vegetariano, ma un piccolo passo per l'umanità. Chiara, noi ti ringraziamo, ti auguriamo tante buone cose. Sappiamo tra l'altro che stai lavorando anche un progetto ulteriormente importante. Sì, un musical molto importante insieme a tuo papà, vero? Assolutamente, Casanova, che tra l'altro è un omaggio non solo al personaggio di Casanova ma anche a Venezia, quindi vi raccomando di venire a vederlo quando sarà il momento. Due veneziani sicuramente. Stiamo studiando tutti i dettagli e sono dei giorni molto ricchi di creatività e sarà uno spettacolo meraviglioso. In bocca al lupo allora per tutti i tuoi progetti, in particolare per questo. Grazie Chiara, buona giornata, a presto. Grazie. Ciao, grazie. Con noi. Ciao. Anche oggi una grande scoperta. Altro che. Allora amici, la puntata di oggi finisce qui. Vi raccomandiamo, seguiteci sempre sui social. Se vi è piaciuta poi questa puntata, condividetela col nonno, col papà, sì, con la zia. Certo, ricordatevi che per partecipare al nostro contest. Infatti, come si fa a vincere? Andate a fine puntata appunto a vedere il nostro profilo Instagram, Carlo e Giorgio Instagram, e il profilo Instagram di Cube Radio. E scoprite come partecipare al contest e vincere la maglietta della Soul Waves. È stato adesso una cosa veramente anche devo rivedermi la puntata, poi è stato un passaggio che voglio riascoltarmi, che non capisci. Ma non preoccuparti e ricordati che una mela al giorno toglie il medico di torno. Cosa c'entra? Non c'entra, ma vedrai che c'entra, vedrai che dopo c'entra. Noi chiudiamo la nostra bifola e vi diamo appuntamento alla prossima puntata, il prossimo ospite. Grazie a tutti, baci, buona giornata.